Il Dipartimento della Protezione Civile ha stanziato 300.000 euro per la frana di Vincenzella a Porto Empedocle come primo intervento d'urgenza. Gli empedoclini e gli sfollati in particolare troveranno un po' di sollievo e speranza per rientrare quanto prima nelle loro case. La Regione infatti si è caricata l'opera per finanziare il costone di Vincenzella, costone che si ricorda lo scorso 26 marzo travolse una palazzina di via Lincoln. 10 famiglie furono evacuate, trovando ospitalità in familiari ed amici, ed altri aiutati alla ricerca di una casa provvisoria. Il crollo del costone Vincenzella fu provocato probabilmente da acque smaltite a monte di un'intera area caduta giù 2 giorni prima. Considerata la difficile situazione finanziaria in cui versa il comune dell'Agrigentino, la Regione ha deciso di scendere direttamente in campo per assicurare gli interventi di messa in sicurezza. Il tutto avverrà attraverso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, guidato dall'agrigentino Calogero Foti. I fondi saranno trasferiti direttamente all'amministrazione comunale empedoclina, che entro ottobre dovrà realizzare le opere sul costone in cui è avvenuto il crollo. Una soluzione immediata, ha spiegato il presidente della regione Nello Musumeci, adottata nell'interesse della gente che già da diverse settimane non può rientrare in casa. A loro bisogna assicurare nel più breve tempo possibile un ritorno ad una vita normale, ed è per questo che attraverso la nostra protezione civile abbiamo deciso di farci carico sotto il profilo finanziario di questo intervento, che dovrà eliminare il rischio incombente di nuovi cedimenti in attesa di pianificare un'azione di recupero complessiva e definitiva. Per il consolidamento dell'intero costone roccioso che sovrasta la via Lincoln, lungo circa 2 chilometri, il comune empedoclino aveva elaborato già nel 2007 un progetto esecutivo. Adesso, come si è deciso durante la riunione alla quale hanno preso parte anche responsabili dei dipartimenti delle infrastrutture e dell'ambiente Fulvio Bellome e Peppe Battaglia, il soggetto attuatore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, si procederà ad aggiornarlo ed a trasmetterlo alla struttura commissariale per il finanziamento.